edizione importante dove ci aspettiamo le solite 70.000 presenze del pubblico e il prologo di questi giorni per noi ci dà ragione e ci fa ben sperare. Abbiamo più di 4.500 già iscritti ed è praticamente oggi è stata aperta questa possibilità di prenotarsi online. Arrivano dalla Slovenia, Croazia, Austria e 1500 italiani sono quelli che si stanno già prenotando per vedere lo spettacolo della primavera denominato Orto Giardino, il salone della floricoltura e vivaismo che ritorna con l'edizione numero 42 in fiera a Pordenone a partire da sabato 4 marzo e fino al 12. Ogni anno cerchiamo di trovare le migliori aziende che si occupano di questo e effettivamente l'Italia sta recuperando con le parti di giardini, di fiori e di tutti quelli che si occupano del verde, della sostenibilità e della cura del giardino così come dell'orto. E quest'anno anche la 10ª edizione del Festival dei Giardini con una vera e propria competizione a tema dove verranno scelti i giardini migliori. Per questa occasione il tema scelto è Giardino segreto, chi cerca trova, dove abbiamo chiesto ai professionisti di progettare un luogo per loro segreto, un luogo nascosto dove vorrebbero poter sentirsi a casa ed essere felici. Nuovi stimoli anche per questa edizione e per la Festa della Donna una occasione speciale. L'8 marzo noi avremo una particolare attenzione per le signore e per le donne, una edizione, quindi un momento l'8 marzo per poi ricordare che alle donne con un fiore si può passare e portare un fiore ogni giorno.